abbiamo voluto approfondire attraverso uno studio cosa vuol dire mettere insieme i comuni, quali sono i risparmi, quali sono i benefici. Abbiamo visto che i benefici sono tanti, ma sono tanti soprattutto per la gestione del territorio, qualificando quelle che sono le risposte dei servizi, ma qualificando anche quelle che sono le risposte poi al singolo cittadino, alla famiglia e all'impresa. Noi cerchiamo attraverso la nostra divulgazione di questi dati che la Regione si faccia carico di accompagnare i comuni a questa decisione. Abbiamo fatto riferimento a una legge nazionale del 2010 che obbliga tutti i comuni sotto i 5.000 abitanti a gestire insieme le funzioni. Questo obbligo è stato più volte prorogato fino all'ultimo termine, che è appunto la fine di dicembre di quest'anno. Abbiamo individuato 47 aggregazioni di comuni che in parte già esistono sotto forma di unioni di comuni e abbiamo fatto una stima dei possibili benefici economici. Abbiamo visto che se questi comuni si mettessero insieme, la gestione associata delle funzioni comunali porterebbe un risparmio di spesa di 36 milioni di euro. Se facciamo un passettino in più e consideriamo anche l'ipotesi delle fusioni di comuni, il risparmio sarebbe ancora maggiore, perché c'è una legge nazionale che assegna un bonus aggiuntivo sui trasferimenti ai comuni che si fondono. E ovviamente questo potrebbe portare a un beneficio di 14 milioni di euro che, sommati ai 36 di prima, arriverebbe a 50 milioni di euro. Ed è un dato molto importante perché, per esempio, questi 50 milioni di euro i comuni potrebbero, per esempio, azzerare l'addizionale comunale o tagliare del 30% l'IMU, oppure addirittura aumentare dell'80% gli investimenti. Fino appunto qualche mese fa ero assessore agli enti locali e spingevo i comuni a lavorare insieme, a mettersi a rispettare le leggi, e ad ogni termine di appunto scadenza arrivava la proroga, addirittura sanatoria postuma fatta per il 2014 a febbraio 2015. Quindi o c'è chiarezza e serietà nell'applicazione delle norme, perché continuare a fare le deroghe all'italiana sicuramente non aiuta a prendere scelte incisive, non aiuta a fare un lavoro che sia effettivamente un lavoro fatto bene. Il lavoro in squadra fino a certi numeri, a certi livelli premia sia come numeri di risparmio, ma soprattutto come qualità dei servizi. Deve esserci un lavoro di squadra anche con le categorie economiche, quindi il lavoro fatto oggi dal CNA va in questo senso, proprio perché ho visto anche che un grande turnover fatto a livello di amministrazioni comunali nel 2014 ha portato molti nuovi sindaci ad amministrare che non avevano fatto questo percorso che all'interno dell'ANCI e come regione avevamo spinto molto negli anni precedenti. Quindi riuscire a far capire che il collaborare comporta appunto benefici, non è un obbligo ma un'opportunità, è una cosa che deve essere fatta da tutto il mondo civile, compresa sicuramente la Regione Veneto in testa. Mettersi insieme, insomma, ha sempre portato delle diffidenze nel genere umano in generale, quindi questo è un primo dato obiettivo. Due, secondo me, comunque serve un processo sempre maggiore di accompagnamento da parte anche della Regione in termini proprio anche operativi, per riuscire a far capire da una parte quali sono i vantaggi e dall'altra a far, diciamo, snellire quelle che sono delle procedure in cui in ogni comune segue. È chiaro che nel momento in cui io sto seguendo delle procedure e tu mi chiedi di seguirne altre e di seguirle su una scala più vasta, questo non è sempre così semplice, sì che il processo di accompagnamento e anche di stanziamento di risorse per quanto riguarda queste attività diventa prioritario per superare le diffidenze e per accelerare anche quello che è un processo che è ineludibile in un momento in cui è cambiato il mondo e nel momento in cui ci sono anche notevoli tagli. Credo che una sinergia tra i diversi enti, tra le diverse associazioni in questa linea possa solo portare, diciamo, a delle buone prassi e soprattutto poi a quelli che sono delle qualità dei servizi verso poi chi in questo momento ha anche magari in maggiore sofferenza, come sono comunque determinati cittadini che usufruiscono dei servizi. Faccio riferimento per esempio ai servizi sociali.